Saranno in tanti a commemorare la battagliera Caterina Santamaria, storica sindacalista della CGIL e protagonista di tantissime battaglie civili in Sicilia e soprattutto ad Agrigento, scomparsa all'età di 70 anni. Come non ricordarla per le sue battaglie sindacali per l'acqua, per i diritti civili e per il suo centro storico insieme ad Angelo Capodicasa, Lauricella, Martorana, Lillo Miccichè e di tanti personaggi del mondo della sinistra siciliana. Caterina ha messo tutto se stessa nella lotta politica e sindacale fin da ragazza, giovane militante del PC nella sua città d'origine Monforte San Giorgio in provincia di Messina. Una donna esile ed asciutta fisicamente ma un coraggio da pantera per le numerose battaglie civili, sociali e femminili. I diritti, le donne, l'emancipazione femminile, il progresso sono stati da sempre i suoi cavalli di battaglia ed anche il suo amato centro storico nella zona della via San Girolamo dove Caterina decise di vivere. Una grande perdita, dice la CGIL. Nata in provincia di Messina, giovanissima si era trasferita a Ragusa per lavorare nella segreteria della federazione del PC. A metà degli anni 70 arriva ad Agrigento per svolgere il suo lavoro presso la CGIL con l'incarico di segretario confederale ricoperto fino alla pensione nel 2012. In prima fila nei cortei e nelle manifestazioni a favore dei diritti dei cittadini e dei bisognosi. Era stata segretaria generale della funzione pubblica e della Filcea, sindacato dei chimici. Donna di rara ed acuta intelligenza politica, scrive in una nota stampa la CGIL, esempio di impegno e passione politica totalizzante, una delle figure più importanti del movimento sindacale degli ultimi decenni. Con la sua morte scompare un pezzo importante della storia della CGIL e della sinistra agrigentina.